Senatore, a distanza di 24 ore dalle feroci contestazioni durante il suo esordio elettorale a Cagliari, può rilasciarci un commento? Ma io l'ho già rilasciato stamattina perché ho ancora tantissima amarezza. Prima di tutto perché in parte capisco questi giovani. Stanno protestando perché stanno soffrendo e hanno dei cattivi esempi nella politica e li hanno portati veramente a dimenticare le basi fondamentali della democrazia e della tolleranza, perché ieri non è stato consentito a nessuno di poter parlare liberamente. Secondo, mi è dispiaciuto perché, come ho affermato, insieme a questi ragazzi c'erano anche dei non tanto ragazzi, alcuni estremisti di sinistra, purtroppo, ahimè, anche dei rappresentanti del centrodestra. Io ci milito da 16 anni, li conosco tutti personalmente. E mi è amareggiato perché io ho sempre militato e milito, io sono senatore del Popolo delle Libertà, un partito che ha come sua cultura quella della tolleranza, del rispetto della persona e il rispetto della libertà. E quindi credo che questi principi non debbano essere utilizzati solo quando fanno comodo e mi devono essere consentiti anche quando io dissento dal comportamento del mio partito che viene gestito in maniera padronale. Quindi l'unica amarezza che ho è questa, che uno come me, che tutto sommato testimonia con i suoi atti che sta facendo questo per ideali e non per interessi, se no avrei accettato la cosa che ho sempre desiderato nella mia vita politica, cioè quello di fare il sottosegretario. Avrei sicuramente preferito fare il sottosegretario che candidarmi con queste liste rappresentate da tanti giovani che affrontano i partiti dello schieramento di Milia e dello schieramento di Farris con una debolezza paurosa, nel senso che siamo tutti giovani, o meglio sono tutti giovani che non hanno mai gestito potere e che si battono per dei grandi ideali. Siamo Davide contro Golia. E chi sono questi cattivi maestri all'interno del centrodestra? No, cattivi del centrodestra, io credo che siano dei cattivi maestri in assoluto, perché credo che dei giovani che hanno l'arroganza di pensare di essere i padroni della Sardegna, di decidere loro chi si deve esprimere o no, quando in realtà qualsiasi partito ha diritto di esprimersi, poi saranno gli elettori a bocciarlo o no, ma soprattutto ieri per 3 volte ho detto: guardate che io non la penso come voi, però io mi ammazzerei per permettere a voi di potervi esprimere, di poter contestare. Lo sono stato anch'io un contestatore. In questi mesi io vorrei ricordare che in diversi paesi del mondo chi tenta soltanto una piccola contestazione viene ammazzato, viene imprigionato, quindi questo patrimonio di democrazia noi non possiamo sperperarlo per delle idiozie, per divertirsi esclusivamente a interrompere un comizio. Ma quello che, ripeto, mi ha scioccato è che c'erano dei rappresentanti del centrodestra oppure altri che non hanno espresso nessuna solidarietà, dimenticandosi che la Lega è il partito più importante insieme al PDL che regge un governo. Ma voglio ricordare che gli operai dell'Alcoa, della Carbosulcis e da tante altre devono il loro lavoro a un grande impegno dei parlamentari leghisti che hanno votato e hanno lottato per difendere i diritti della Sardegna. Ho ricordato solo l'ultimo provvedimento. Ed è vero che qualche leghista ha detto delle idiozie. Io non sono leghista, quindi ne risponderanno loro. Io sono del Popolo delle Libertà, ma quelle persone che hanno detto idiozie durante questo comizio e in altre occasioni sono pari a tanti del PD, a tanti comunisti, a tanti del Popolo delle Libertà. Purtroppo i partiti sono rappresentati da uomini e cretinate le dicono da una parte e le dicono dall'altra. Quando qualcuno ha ricordato di quel sindaco che voleva mantenere a pane e acqua i cittadini, intanto non è così, perché così è stato riportato, ma comunque se è un fesso rimane, non è che per quello dobbiamo pagare tutti un prezzo.